È giusto chiedersi che festa sarebbe stata con gli stadi vuoti e tutti a casa a causa della pandemia. Ieri possiamo dire che la grande gioia dei tifosi romanisti che hanno trasformato la capitale in una bolgia fino a notte quando è atterrato a Fiumicino l'aereo che da Tirana riportava a casa i giallorossi. La grande gioia dei tifosi, dicevamo, ha segnato davvero il ritorno ad una vita normale, quella fatta anche di passione e amore per una squadra di calcio che ha unito ieri nella commozione l'allenatore ed i tifosi. Lacrime di gioia spinti anche dal desiderio di tornare a stare insieme, così come si è ritrovata la tifoseria per salutare una vittoria indimenticabile, perché ad alzare il primo trofeo della nuova competizione, cioè la Conference League, è stata la Roma. E Mourinho, l'allenatore, da ieri, come si vede in un murales, è diventato imperatore, perché i romani sono fatti così, riconoscono i meriti. Grazie Roma che ci fai piangere e abbracciati ancora, canta Antonello Venditti, una canzone che mette i brividi per chi si identifica nei colori giallorossi. Ma ieri a sorridere e urlare di gioia sono stati anche i sostenitori del Palermo, che ha stravinto un'altra partita che avvicina la squadra alla finale per tornare nel posto che le spetta. Insomma, si è tornati a vivere grazie al pallone.